Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Non si è fatta attendere la risposta di RFI al nostro servizio denuncia, l'ennesimo servizio denuncia sull'ascensore della stazione di Paola fuori uso ormai da anni. Bene, RFI fra le precisazioni annuncia però un fatto importante, ossia che l'anno prossimo ci saranno novità per i viaggiatori. Sentiamo. L'avevamo detto che sarebbe servita ancora un po' di pazienza e infatti RFI ha risposto immediatamente al nostro servizio sulla stazione di Paola e sul mancato funzionamento dell'ascensore, precisando alcuni aspetti e soprattutto annunciando importanti novità. Entro la fine dell'anno, scrive l'ufficio stampa di Rete Ferroviaria Italiana alla nostra redazione, l'ascensore sarà sostituito con un impianto di ultima generazione, cui si aggiungeranno nel 2018 ulteriori 2 ascensori per il collegamento fra il sottopassaggio e gli altri marciapiedi di partenza e arrivo dei treni. I nuovi ascensori garantiranno efficienza e tempi rapidi di ripristino in caso di eventuali guasti, anche per la maggiore disponibilità di pezzi di ricambio. Finalmente, meglio tardi che mai, il signor Giuseppe e gli altri viaggiatori intervistati non troveranno l'ascensore pronto per il viaggio di ritorno, ma per le prossime vacanze potranno usufruire di strumenti indispensabili e presenti in qualsiasi stazione ferroviaria, che a Paola però si sono fatti attendere per anni. Sulla questione disabili, RFI precisa che la stazione di Paola è completamente fruibile anche oggi dai viaggiatori a ridotta mobilità, grazie al servizio di accompagnamento su richiesta garantito da Rete Ferroviaria Italiana attraverso il proprio circuito Sala Blu. Infine, da inizio anno, sono stati aperti al pubblico nuovi servizi igienici completi ed idonei locali a servizio delle persone a ridotta mobilità sul primo marciapiede, in sostituzione dei vecchi bagni al piano sotterraneo.